La cronaca di oggi, anzi di ieri pomeriggio, registra un nuovo crollo in provincia di Agrigento. Dopo quelli della famosa Scala dei Turchi, adesso è toccato al tratto di litorale poco più a est. Restiamo a Realmonte per parlare della spiaggia di Caporossello. La notizia di oggi è che diversi massi sono crollati sulla spiaggia. La collina protagonista del cedimento è quella del faro ed è collassata schiacciando diverse barche. Oggi Mare Amico Agrigento documenta quanto aveva preannunciato appena 8 mesi fa. 8 mesi fa avevamo lanciato l'allarme. Purtroppo la scorsa notte è venuto giù un pezzo della collina del faro di Caporossello a Realmonte ed è venuto giù sulle barche del porticciolo turistico. L'unica nota positiva di questo fatto gravissimo è che è avvenuto d'inverno e durante la notte, altrimenti avremmo pianto sicuramente dei morti. L'associazione ambientalista era stata additata di catastrofismo. L'area 8 mesi fa era stata transennata e nulla più. Invece di ringraziarci per la segnalazione siamo stati accusati, commenta Mare Amico. Ed oggi sarebbe il caso di ricordarsi anche della strada statale 640. Non serve tapparsi le orecchie per non ascoltare le profezie di Cassandra. Anche lì, a pochi metri dalla casa natale di Luigi Pirandello, complici l'erosione marina e il dissesto idrogeologico, la distanza che separa la trafficata arteria stradale e il vuoto scavato dalla frana lentamente si riduce sempre di più. Frequenti sono i crolli visibili dalla spiaggia sottostante e documentati da Mare Amico. La regione siciliana aveva stanziato 6 milioni di euro per monitorare la collina, ma ad oggi nulla di concreto è stato realizzato per cercare di frenare questo lento ma costante arretramento della costa. Il tempo scorre e la natura non aspetta. La collina arretra di 2 metri l'anno, ne restano 8 metri. Significa che mancano, nella migliore delle ipotesi, solo 4 anni.